La condanna al gesto criminale resta ferma, ma i blitz di Fleximen portano alla ribalta, tra i vari disagi, quelli sofferti da categorie come gli artigiani, che il mezzo di trasporto lo usano come mezzo di lavoro e spesso vivono l'installazione di rilevatori di velocità come una tassa. Questi strumenti devono essere utilizzati proprio per la salvaguardia del cittadino. Noi come associazione rappresentiamo delle grandi categorie importanti di autotrasportatori che tutti quanti i giorni sono sulla strada e vivono in prima persona proprio queste difficoltà e magari queste penalizzazioni di prendere multe. Dati alla mano, i Velox hanno incassato 13,8 milioni di euro nella provincia di Padova nel 2022, seconda provincia del Veneto per cifre incassate, ma prima se si divide la somma per il numero dei mezzi in circolazione. Ogni veicolo nel 2022 a Padova ha infatti pagato 89 euro in sanzioni da Velox. A fronte di queste cifre io chiedo alle istituzioni di osservare, di stare molto attenti, di lavorare assieme in modo tale che non si faccia cassa, ma si lavori proprio insieme con le nostre associazioni per garantire, uno, la sicurezza stradale e per magari insieme valutare anche dove poter mettere e installare questi dispositivi che ripeto, devono essere per la sicurezza, per il cittadino e per tutti quanti noi e non per far cassa. 4.780 le multe elevate nel 2023 dal Velox abbattuto a Villa del Conte, 90.000 quelle scattate in poco meno di 2 mesi dai Velox installati da giugno ad agosto lungo la strada 307 del Santo a Cadoneghe, multe queste ultime tutte annullate. Il malessere è alto. Quegli 89 euro a Padova e 73 euro a Rovigo diventano un moltiplicatore per cui un'azienda artigiana o un'azienda di autotrasporti si trova a dover sborsare migliaia e migliaia di euro. Questo non va bene, non lo possiamo permettere.